Agrigento, alla Palazzo Filippini, presentato il Gran Galà del ciclismo, l'evento al Teatro Pirandello, gli interventi alla videogiornale, la rievocazione dei mondiali del 94. Gloria Scafè. Il ciclismo spadroneggia ad Agrigento. Questa sera al Teatro Pirandello si terrà il Gran Galà del ciclismo con due ospiti d'eccezione. Luc Leblanc, campione del mondo, e Claudio Chiappucci, medaglia d'argento. L'evento, promosso dalla Libertas, presentato da Egidio Terrana e ripreso dalle telecamere di Sky Bike Channel, ripercorrerà l'evento che 20 anni fa ha infiammato il cuore degli agrigentini. Domenica invece si terrà la Gran Fondo Valle dei Templi, gara che dopo 20 anni accende nuovamente lo scontro fra due campioni della bicicletta. Leblanc e Chiappucci rievocano le emozioni del 1994 in quel campionato cominciato proprio sull'asfalto di Agrigento. Che emozioni si provano a ritornare in un posto che ha visto la partenza appunto di un traguardo che è stato raggiunto sì in parte? Diciamo che è un passaggio particolare, essendoci anche quello che mi ha battuto all'epoca, quindi è un ricordo, come ho detto prima, comunque amaro, perché alla fine è un secondo posto che a me mi brucia. Però ci ritorno volentieri, perché comunque da italiano aver preso una medaglia comunque che gli altri italiani non hanno potuto avere questa fortuna. Io sono ben felice di ritornare qui a pedalare su questo percorso, anche in una maniera e una visione diversa, un po' più da turista, ma con dentro il pensiero che comunque avrei potuto vincere quel mondiale. L'evento è partecipare a questa gara nuovamente insieme a Chiappucci. La chose plus importante, c'est de participer ici ensemble après 20 ans. Oui, c'est de participer. Bon, demain, je ne vais pas prendre le vélo, hein. Je vais regarder, contrairement à toi qui va prendre le vélo. Mais moi, c'est toujours, comment dire, c'est toujours, aujourd'hui, je suis toujours content de venir en Italie. Parce que bon, j'ai toujours aimé courir en Italie. J'adorais le public italien, les tifosi, l'ambiance. Et de venir ici, encore une fois, c'est formidable pour moi. De rencontrare il pubblico italiano, les passionnés de cyclisme, les tifosi. Ha detto che è contento di essere qua domani e di essere a fianco a me per la partenza, anche se lui non prenderà la bicicletta per fare la gara, perché è tanto tempo che non va più in bicicletta, però gli farebbe piacere tornare qua ed è contento perché ha sempre amato il pubblico italiano, gli è sempre piaciuto come si comporta il pubblico italiano qua in Italia. Una gara che mette in strada i ciclisti di tutta Italia e che promuove il territorio agrigentino. È un evento che ha raccolto, che è rivolto ovviamente a tutti gli amatori iscritti alle associazioni partecipanti alla Consulta Nazionale del Ciclismo, quindi tutti gli enti di promozione sportiva e la Federazione Ciclistica, e che quest'anno vede già le iscrizioni di atleti che vengono da Verona, da Firenze, da Siena, quindi insomma abbiamo allargato e attirato anche grazie al nostro territorio che ha un qualcosa in più rispetto alle altre manifestazioni dello stesso genere che si svolgono in Sicilia, e quindi ci fa ovviamente molto piacere che sia piaciuta la scelta di Agrigento rispetto ad altre iniziative. È un evento importante, io sono felice del fatto che si sia diffuso ormai in città da diversi anni una grande passione, questo grande hobby per la bicicletta, che oggi diventa, oltre che appunto un momento di grande giornata di sport, diventa anche un momento di promozione per la città di Agrigento, e quindi si riescono a raggiungere diversi obiettivi, soprattutto quello della promozione, che ritengo sia un fatto veramente significativo e importante.